siamo giunti al termine di quest'anno, ma le occasioni per stare insieme non sono ancora finite. Vediamo ora il servizio di Diana Mantegazza. Il gruppo Musica è una realtà artistica formata da giovani talenti di età compresa tra i 16 e i 22 anni, con preziose diversità formative. È composto da 10 elementi, 2 pianoforti, un violino, un flauto, un fagotto, 3 cantanti e 2 ballerine. L'idea di questa serata comunque è la conseguenza di un paio d'anni di lavoro ormai, cioè questo gruppo di ragazzi che uno alla volta si sono così messi assieme e poi ecco, tutti i ragazzi che regolarmente vanno a scuola, sono studenti, alcuni frequentano il conservatorio, altri frequentano scuole private, tutti comunque conoscenti della musica e è nata un po' così, prima per animare le funzioni liturgiche, poi alla volta, visto che le cose venivano bene, erano piacevoli, come si dice, da cosa nasce cosa. Un lavoro creato per aiutare chi ha meno possibilità. Va devoluto all'ospedale, come abbiamo scritto, di Mulibagi, dei Padre Pege, che è un missionario padovano che credo parecchi conoscono. Prossimi appuntamenti quindi? La Santa Messa di Natale, sempre qui in chiesa nella parrocchia di Santa Maria Annunziata alle ore 23 e ci sarà appunto il gruppo che animerà la messa. La domenica 22 marzo che siamo al Polivalente. Il concerto spettacolo che si è tenuto sabato 20 dicembre presso la chiesa di Santa Maria Annunziata ad Albignasego è il frutto di un lavoro d'insieme di circa 2 anni e presenta un viaggio nella musica dal Cinquecento ai giorni nostri, articolato in modo molto fluido tra musiche, canti, balli, narrazioni, proiezioni e recitazioni. Organizza il Capodanno da Bignasego in piazza Confortini con cena e pattinaggio sul ghiaccio gratuito e conclude il 10 gennaio con il Nutella Party. Il 6 gennaio dalle ore 15 in piazza del Donatore si festeggerà la Befana con la consegna di dolciumi per tutti i bambini e il gran falò finale. Vi ringraziamo di averci seguiti, vi auguriamo un buon Natale, vi aspettiamo per il nuovo anno con i nuovi appuntamenti. Seguiteci ancora su Facebook e su YouTube. Ciao!